Grazie. Sono appena arrivato stamattina da Washington, allora ho ancora una chance di fuso orario. Però non credo di indormissare nessuno ancora perché vi presento una prospettiva piuttosto originale sulle ragioni dell'indipendenza. Analisi, che è una domanda piuttosto banale. Perché si forma... Eccola qua. Perché si formano nuovi stati? Beh, di sicuro se vediamo i successi di questi ultimi 20 anni, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Montenegro, ma anche altri movimenti indipendentisti tipo i catalani, scozzesi, bretoni, fiamminghi, vediamo che c'è di sicuro una ragione culturale, storica, etnica, delle volte anche religiosa. Però del sottofondo che c'è sempre anche una forte motivazione economica. Guardate per esempio sti do dati. Nel 1945 c'era 74 stati indipendenti al mondo. Ancora ne è 195. Pensiamo che solo un attimo, cioè ancora avevamo due volte e mezzo il numero di stati di 60 anni fa. E sì che anche a 60 anni fa, anche una volta che c'erano le stesse differenze culturali, storiche e etniche. Allora non è che per caso, dato il nuovo assetto geopolitico, si è formata una nuova situazione economica che la chiama un equilibrio di stati differenti. Questa qua non è mia una mia idea, mi sono qua semplicemente per presentarvi quello che ha già detto in articoli accademici degli economisti di Harvard, che sono professori di università rinomate in tutto il mondo, che tratta nell'ambito della letteratura accademica quali che sono le dimensioni ottimali dello Stato. Oppure il prossimo. E non c'è neanche una ricerca moderna. Adesso mi non sono un esperto di filosofia, però mi piace che fuori questo dito di Aristotele. L'esperienza ne dimostra che è fatica, se non impossibile, che uno Stato massa grande e venga governato da buone leggi. Ecco, questo qua è Aristotele. E dopo va avanti concludendo che lo Stato di dimensioni ideali ha all'interno dei suoi confini tutti che si conosce da persone. Addirittura Platone arriva a un numero 5.040 caide famiglie, cioè 5.000 famiglie è per poco 20-25.000 abitanti. Certo che i greci dell'antichità vivevano in un periodo di città-stato, però il ragionamento che faceva allora è lo stesso che viene imparato dagli economisti e ricercatori di Ancona, e cioè che c'è un equilibrio fra costi e benefici. Per via dei benefici parliamo di un bene comune, un bene più, diciamo il bene comune più rudimentale è la difesa. E allora se te fai parte di uno stato grande, te hai un esercito più grande e te difendi meglio dai persiani o da altre città-stato. E per i costi, come che ne insegna Aristotele, più grande che te sia, più inefficiente è il governo, al manco c'è più di fatica a governare con buone leggi. Insomma, questo qua è l'equilibrio fra questi costi e benefici. Ma allora, potremmo adoperare questa analisi su uno Stato moderno per vedere se c'è delle dimensioni ottimali? Beh, prima che avevamo da definire quale che sia il benessere dello Stato. Anche perché tante volte si adopera la misura sbagliata. Per esempio, in Italia si sente tanto parlare dei G7, che l'Italia fa parte dei G7, che è una grande economia, che è fra i più ricchi del mondo. Ma i G7 non è altro che la classifica dei 7 paesi col PIL più grande del mondo. E il PIL è il prodotto interno lordo, che è quanto che viene prodotto all'interno dello Stato nell'arco di un anno. Ma non ti dà mia una indicazione se come che sta la gente all'interno di questo Stato. Cioè, non è detto che uno Stato col PIL grande come l'Italia
i cittadini che sono mediamente più ricchi dello Stato col PIL piccolo come la Svizzera. Allora, per quello dobbiamo da guardare il PIL pro capite, e cioè il prodotto interno lordo diviso per il numero degli abitanti. In questa maniera te è una visione approssimativa di come che sta il cittadino medio dello Stato. Diciamo che guardare i G7 poteva andare bene per un'epoca dove le industrie di Stato le trainava l'economia, dove che le sorti della Fiat e l'Italia le dettava le sorti dello Stato, ma sappiamo tutti quali che sono i veri motori dell'economia. E diciamo che guardare i G7 e fare la gara chi che ha il PIL più grosso è una visione ottocentesca. Guardate per esempio che dei 5 stati più grandi al mondo, e adesso parliamo di popolazione, Cina, India, Stati Uniti, Indonesia, Brasile, solo gli Stati Uniti sono ricchi. Tutti questi altri stati hanno miliardi di poretti. Invece se guardiamo alla classifica contraria, cioè ai 10 stati più ricchi al mondo, adesso parliamo del PIL pro capite, vediamo che solo gli Stati Uniti hanno di dimensioni grandi, sia di popolazione che di territorio. Tutti st'altri, Lussemburgo, Norvegia, Svizzera, Islanda, Irlanda, Qatar, Singapore, Danimarca, e tutti pochi milioni di abitanti. Cioè, i cittadini della Norvegia, della Svizzera, Irlanda, sono fra i più ricchi al mondo, immediamente. E non so neanche a dire contare gli Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monte Carlo, eccetera, perché quelli sono stati ancora più piccoli con una media dei cittadini ancora più ricchi. Allora, potremmo concludere che se uno Stato, più piccolo uno Stato, meglio sta ai cittadini? Non necessariamente. E per questo che abbiamo da guardare dei dati storici. Passiamo pure alla prossima slide. Ecco qua che vi ho apparecchiato un po' di mappe. Questa qua è l'Europa nel 1500. È anche interessante guardare questo periodo perché è il momento del massimo splendore per la Repubblica Veneta. È interessante guardare il contesto politico europeo che ne ha permesso di fiorire. No? Comunque, guardai l'Irlanda, guardai la Germania e guardai quello che è cos'è l'Italia. C'è in Europa variopinta di stati. E come è possibile che si forma una situazione politica di questo genere? Beh, vediamo che le radici di questa Europa le scatta ancora nelle città-stato medievali. E cioè le città-stato le buone di fiorire e ingrandirsi grazie al commercio. Logicamente al di fuori delle mura cittadine, perché se commerciava solo all'interno delle mura faceva poca strada. E allora vediamo che tante città, in spicco Venezia, Genova, Amsterdam e tante altre, si ga arricchie da matti. E pensai che Venezia che aveva un bilancio di Stato che era pari a quello del Regno spagnolo, che era tanto più grande sia del territorio, delle risorse e della popolazione. E sempre Venezia che aveva un bilancio di Stato solo il 20% più piccolo della Francia, che era lo Stato più grande d'Europa al momento. E parlare dei bilanci di Stato è solo metà della storia, perché i cittadini di queste città-stato erano ancora più ricchi dello Stato stesso. Pensai che un ambasciatore francese del ritorno da Amsterdam raccontava a sbalordio che tutto il grano che cresceva in Olanda non bastava neanche per sfamare un 1% della popolazione olandese. E per l'uno che pareva possibile, ma la realtà era che gli olandesi commerciavano in volta per l'Europa e dopo il grano lo comprava dalla Francia e Germania dove che voleva.